Oggi, cari amici, parliamo di grana padano, un prodotto che noi tutti conosciamo e che portiamo nelle nostre tavole. Ma vi siete mai chiesti come nasce e dove viene prodotto? Andiamo a scoprire insieme come nasce il grana padano. A pochi chilometri dall'uscita del casello di Longare troviamo Ponti di Barbarano. In questo piccolo centro in provincia di Vicenza troviamo il caseificio sociale Ponti di Barbarano, importante realtà produttiva lattiero-casearia. Sono tantissimi i tipi di formaggio prodotti, asiago pressato, caciotte, stracchino e altri formaggi tipici, ma il pezzo vincente del caseificio, nato più di 90 anni fa, è il grana padano. L'intera filiera, raccontato alle nostre telecamere il presidente Giuseppe Caparotto, è attentamente controllata per garantire la massima qualità. Nel ricevimento del latte vengono effettuati accurati controlli sulla temperatura, l'acidità, l'odore, il colore e il sapore. Il latte viene quindi miscelato in appositi contenitori e posto in affioramento dove riposa per circa 12 ore. Questo permette la naturale separazione della panna, che trascina via tutte le impurità. Il mattino seguente il latte magro viene mandato in lavorazione per la trasformazione in formaggio grana padano DOP. Viene successivamente posto in caldaia in rame e portato ad una temperatura di 33 gradi. Dopodiché si aggiunge il caglio. Nei 20 minuti che seguono l'aggiunta del caglio iniziano le fasi di coagulazione, rassodamento, rottura della cagliata e cottura fino a 54 gradi. Al termine la cagliata viene portata in sala pressatura, dove rimane 2 giorni negli stampi. Successivamente le forme entrano in salina, dove rimangono per 23 giorni in immersione. All'uscita il formaggio viene lavato per togliere il sale dalla crosta e portato per 4 ore in una camera calda a 40 gradi, per rinforzare la crosta e prepararlo così alla stagionatura. Le forme dunque vengono depositate in magazzino, dove rimangono per 9 mesi interi, termine minimo di stagionatura per la DOP grana padano. Sono 2 i tipi di grana padano prodotti, quello 18 mesi e il grana padano riserva, selezionato tra le forme migliori e con almeno 20 mesi di stagionatura. Una così lunga stagionatura permette al formaggio di raggiungere il massimo livello gustativo e qualitativo. Il presidente Caparotto racconta alle nostre telecamere che nei momenti di elevata produzione si arriva a lavorare oltre 900 quintali di latte al giorno, il 95% è destinato al grana padano DOP. Continua la nostra chiacchierata con il presidente, che spiega come sia possibile assaggiare queste specialità proprio nel luogo dove sono state prodotte. L'iniziativa Caseificio Aperto, infatti, che vanta ogni anno oltre 2000 visitatori, è un invito per tutti gli appassionati a gustare e apprezzare la genuinità e la qualità di questi prodotti tipici del territorio. Per qualsiasi altre informazioni sui prodotti e sulle iniziative vi rimandiamo al sito www.caseificiobarbarano.it.